Ancora una voragine in pieno centro scuote Vibo Valentia. L'area è quella di via Milite Ignoto, non molto distante da quella via Carlo Parisi dove un altro cratere si era aperto circa 2 anni fa. Siamo nel pieno centro della città di Vibo Valentia, all'incrocio tra via Milite Ignoto e via Terravecchia. Questo è il punto in cui si è creata la situazione di allarme, una condotta che perdeva e negli anni ha scavato andando a collegarsi con la galleria profonda. Il risultato è quello che stiamo vedendo. La situazione è a rischio, al punto che il bed and breakfast è stato fatto sgombrare. Dalla struttura sono state fatte evacuare 8 persone. Situazione a rischio anche nella villetta più in basso, così come è stato chiuso uno studio medico qui presente, mentre le ruspe sono in azione per scavare l'intero percorso di gallerie sottostanti con quel canale di scolo, lo stesso che era stato all'origine del crollo in via Parisi. Il comune si è subito attivato con l'assessore ai lavori pubblici che segue personalmente l'evolversi della situazione. È stato predisposto un intervento tempestivo, anche se qui si tratta di un problema che esiste da tempo in questa zona. Sì, sappiamo bene, e anche reduci dal fatto dell'intervento fatto in via Carlo Parisi, che comunque Vibo è attraversato da questo canalone, da questa galleria dove una volta confluivano le acque miste di tutto il territorio. Però è anche vero che spesso le scarse risorse economiche non ci permettono di fare interventi preventivi, quindi qua siamo intervenuti rapidamente a seguito di uno sprofondamento di un tratto di marciapiedi. Abbiamo riscontrato che questo sprofondamento era dovuto ad una perdita idrica che di fatto accelerava un fenomeno di erosione e a diversi collegamenti provenienti da alcune abitazioni che scaricavano, a parere mio, in maniera del tutto anomala all'interno di questo canalone e che hanno contribuito a questo fenomeno di erosione. La necessità di evacuare i lavori, quanto tempo si prevede? La necessità di evacuare è nata soprattutto da una diffida che è arrivata da parte dei vigili del fuoco, che a seguito di un sopralluogo hanno ritenuto opportuno procedere all'evacuazione dell'edificio. Di fatto non c'erano segni evidenti di fessure nell'edificio, né esterne né interne, però si è ritenuto opportuno evacuare. I lavori non avranno una durata lunga, spero che nel giro di massimo 4-5 giorni sarà tutto risolto.